Oggi vengono restituiti alla Biblioteca Lucchesiana degli importanti volumi che erano stati trafugati. Sì, è una doppia soddisfazione oggi, da un lato quella di restituire questi 5 volumi, preziosissimi peraltro, alla biblioteca, ma in realtà all'intera comunità, dall'altro una soddisfazione ancora più grande di averli fatti rientrare in Italia. Sono dei volumi probabilmente scomparsi a cavallo delle due guerre, tra la prima e la seconda guerra mondiale, in un periodo in cui sicuramente tutelare la biblioteca non è stato una grossa priorità. E oggi questi volumi rientrano nel patrimonio dell'intera collettività, saranno non soltanto restituiti ma resi anche accessibili al pubblico. È una soddisfazione proprio laddove l'arma della gente, oltre a proteggere l'individuo, il singolo, le identità, protegge anche un altro aspetto fondamentale del nostro paese, che è quello della storia. È stata un'attività investigativa congiunta fra noi, l'Arma Territoriale di Agrigento, in particolare la compagnia di Canicattì, con ovviamente l'ausilio della Biblioteca Lucchesiana, che ha permesso appunto di riportare in Italia 2 manoscritti molto importanti del 1400 che erano in vendita all'estero in una casa d'asta. Quindi oggi appunto festeggiamo anche appunto il ritorno in Italia e alla Biblioteca Lucchesiana, ma anche ovviamente alla comunità agrigentina di questi 2 manoscritti. Oggi un altro giorno importante per la Biblioteca Lucchesiana. Ecco, il primo pensiero è di gratitudine verso l'Arma dei Carabinieri, il nucleo della tutela del patrimonio culturale, perché ha recuperato 2 preziosissimi manoscritti del 1400, il Sallustio e lo Pseudo Cicerone, e poi 3 volumi del 1700, che vengono a ricostituire l'opera, la biblioteca originaria del vescovo Lucchesi Palli. Ecco, per questo un grande ringraziamento all'Arma dei Carabinieri, e la Biblioteca Lucchesiana in questa maniera continua a svolgere la sua funzione non solo di custode di un patrimonio preziosissimo che Lucchesi Palli ha consegnato alla popolazione agrigentina, ma si pone anche come ponte tra il passato e il futuro, perché attraverso la crescita culturale, attraverso le varie iniziative che verranno proposte a Lucchesiana, ecco, ci sia una crescita morale, sociale della comunità agrigentina. Quindi la Biblioteca Lucchesiana custodisce ciò che di prezioso il vescovo Lucchesi Palli ha consegnato alla città, ma allo stesso tempo, fedele alla sua finalità, vuole essere un laboratorio culturale, ecco, per formare le persone, i cristiani e i cittadini. Qual è il valore culturale di questi volumi che oggi tornano dentro la Biblioteca Lucchesiana? Questi volumi hanno un enorme, un inestimabile valore, come d'altronde tutta la collezione bibliografica che Andrea Lucchesi Palli donò nel 1765 alla città e alla comunità agrigentina. Si tratta di preziosissimi esemplari di diversa tipologia bibliografica, perché sono 2 manoscritti pergamenacei antichissimi, tra l'altro di fattura eccezionale. Avrete sicuramente modo di vedere le cornici miniate, ma anche le iniziali miniate decorate con inchiostri colorati e inchiostri in oro, ma altrettanto importante, seppur meno antica, è l'edizione del dizionario, che è un'edizione settecentesca. E la cosa fondamentale è che finalmente, a distanza di tanti anni, a partire, diciamo, dai problemi che a fine Ottocento ebbe questa meravigliosa istituzione culturale, finalmente a distanza di tanti anni appunto questi tesori ritornano alla legittima proprietà, che è quella della Biblioteca Lucchesiana, e quindi ritornano ad essere patrimonio culturale e patrimonio a disposizione di tutti. E ciò è stato fatto grazie a una interlocuzione, una collaborazione fattiva tra diverse istituzioni, quindi i Carabinieri per la tutela del nucleo patrimonio culturale, ma anche la Biblioteca Lucchesiana, e anche grazie a diversi studi che in questi ultimi tempi si sono susseguiti, che ci hanno concesso tutti insieme, permesso tutti insieme di arrivare appunto a individuarli innanzitutto e avere la possibilità di riportarli a casa.
una giornata importante, sì, e siamo grati in primis al nucleo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio, che con la loro incessante azione riescono a portare alla fine questi meravigliosi ritrovamenti e darli nella disponibilità dei luoghi dove devono essere vissuti e conosciuti. Oggi è una giornata importante, il 10 marzo è la giornata del mondo culturale siciliano dedicata al compianto Sebastiano Tusa, e noi siamo felici e orgogliosi di poter partecipare a questa trasmissione con il legame che ci porta alla Biblioteca Lucchesiana.